Pronti? 1, 2, 3. Considerato buono stavolta il segnale, partito piano il primo nastro, ma è Topolo P che si avvantaggia, mentre è partito molto svelto Done MP dal secondo nastro al pari di Severino, che ora cerca di sistemarsi terzo, ma probabilmente il posto non c'è più perché sarà sotto Massimo Bressan. Tanto 14,9 i primi 200 metri, primo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Topolo P su Oddone MP, al largo Severino, poi l'errore di una Bomber Cup, Tesla affiancata da Pascià dei Greppi Numero 4, che una nella Bomber posizione Cup, tattica molto interessante, squalificato. poi Roger OP che ne va a prendere la schiena davanti a Ronaldo Grad, poi Vistamar. Intanto arriviamo ai 600 metri passati da Topolo P in 45,6, sempre all'esterno Severino. Poi lungo l'accordo Don MP affiancato da Pascià dei Greppi. Siamo al compimento del primo giro, passato in 1 minuto e 2 decimi, sempre in vantaggio la figlia di Fromabou affiancata da Severino, poi Don MP affiancato da Pascià dei Greppi, Tesla e Roger P alla terza pariglia, va via il primo chilometro in 1,15 e mezzo, secondo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Topolo P, Raffaello Ruffato affiancati da Severino. Odone MP seconda la corda affiancato da Pascià dei Greppi, poi l'altra pariglia Tesla e Roger OP, Vistamar che prende la schiena dell'allievo di Michele Canali, poi ancora Ronaldo Grade e gli altri. 14,9 qui davanti alle tribune, siamo ormai a 600 metri dalla conclusione, in vantaggio sempre Topolo P che passa la penultima curva in 15 e mezzo, di fuori scoperto Severino seguito da Pascià dei Greppi che ora accenna la terza ruota. Ci prova Nicola Del Rosso, cerca di scavalcare Severino, lungo la corda sempre Oddone MP, Pascià dei Greppi va ad aggredire Topolo P che però fornisce ancora una retta di là in 15. Pascià dei Greppi all'esterno di Topolo P che cerca di difendersi, prendono un paio di lunghezze di vantaggi 2, Ottone MP in terza posizione, Topolo P ha spinto il primo attacco di Pascià dei Greppi, ultima curva passata in 15, retta d'arrivo, Topolo P contro Pascià dei Greppi, Raffaello Ruffato contro Nicola Del Rosso, ultimi 100 metri, Topolo P in vantaggio, ci prova Pascià dei Greppi ma Topolo P ancora a buon vantaggio, Topolo P, Raffaello Ruffato vengono a vincere il Croce Rossa 2019. Secondo posto per Pascià dei Greppi, al terzo Tiletoal. Sono arrivati nei primi tre posti tre vincitori delle batterie. 1,16,3 la media al chilometro per Topola OP, la figlia di Fromabou della scuderia RPR di Raffaello Ruffato, che è venuto a vincere il Croce Rossa, il training di Chiara Nardo. Per il quarto abbiamo visto arrivare Uragano P, quindi bella vittoria alla fine di Topolo P, era certamente messa benissimo come categoria, ha vinto facilmente la prima batteria e poi in percorso di testa ha vinto la finale del Croce Rossa 2019. È tutto per oggi dall'ippodromo Arcoveggio. Ricordiamo i prossimi appuntamenti: giornata di corse martedì 24, poi giovedì con il Master per i cavalli anziani, giovedì di Santo Stefano.